Questo primo weekend è andato bene, abbiamo fatto diversi controlli, abbiamo fatto 2, articolo 186 del codice della strada per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, che, ancora oggi rimane un problema nella provincia di Belluno. Pochi eccessi nel primo bilancio dei controlli disposti dal tavolo tecnico coordinato dalla Questura di Belluno e istituito dalla Prefettura, che la settimana scorsa ha varato il piano del traffico per la stagione estiva appena iniziata. Sulla base di quanto concordato con la prefettura è stato fissato un tavolo tecnico che vedrà la partecipazione dei vertici delle forze di polizia finalizzato a prevenire, a quindi predisporre e coordinare i servizi nel fine settimana con la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale per monitorare e quindi eventualmente contrastare tutti quei fenomeni di violazione alle disposizioni del codice della strada, con particolare riferimento al superamento dei limiti di velocità da parte dei motociclisti nella strada che da Longarone va verso Erto e Casso, e anche per monitorare sempre quello che è il rispetto del distanziamento sociale predisposto dalla disposizione Covid, specialmente nei rifugi e nelle località turistiche connotate a maggiore affluenza. Meno bene, anzi male, la circolazione sulle direttrici principali da e per le località turistiche. Gli incolonnamenti sono stati chilometrici anche a causa dei cantieri, 45 solo sulla 51 di Alemagna e in autostrada sulla A27 a causa dei lavori definiti fantasma che stanno creando problemi fra Belluno e Vittorio Veneto in entrambe le direzioni. Il presidente della provincia Padrin la settimana scorsa ha scritto alla società Autostrade che al momento pare non abbia ancora risposto.